Ciao a tutti, buongiorno, bentornati a queste pilloline di una storia italiana. Io sono Anna e oggi parliamo ancora una volta della mia città, Venezia. Nelle ultime settimane sui giornali e ai telegiornali abbiamo avuto una notizia che Venezia si sta spopolando. Spopolando, la parola spopolare significa che sempre molte meno persone abitano nella città di Venezia, quindi di conseguenza sempre più persone stanno abbandonando la città di Venezia. Ma perché? In questo momento il numero degli abitanti di Venezia è più o meno di 50.000. Qualche settimana fa siamo scesi sotto questo numero, 50.000, 49.900 e qualcosa. Quindi questo è un numero molto preoccupante perché 50.000 non è alto, pensate se continua a scendere. In probabilmente pochi anni la città avrà 20.000 o forse meno persone che vivono stabilmente nella città di Venezia. Dicevo, ma perché? Perché Venezia è una città difficile, è una città che ha delle particolarità e sempre più persone vogliono avere una vita normale, una vita comoda, poter usare la macchina, andare a fare le spese con la macchina al supermercato. Vediamo alcuni punti per cui Venezia non avrà più abitanti ma solamente turisti. Sarà una città come Disneyland probabilmente. Numero uno, è una città cara. Venezia è una città molto cara. Quelli di voi che hanno visitato Venezia lo sapranno. È una città dove tutto costa molto, dagli alloggi, hotel, Airbnb, anche case in affitto a lungo termine, tutto costa molto. Due, è una città scomoda. Venezia è scomoda. E con scomoda intendo che non offre tutti i servizi comodi di una città normale. Autobus, tram, sì, abbiamo i vaporetti, le barche per il trasporto, ma non sono molto affidabili per quanto riguarda la puntualità, l'orario. Un esempio? Se la marea è alta, quindi se l'acqua della laguna è alta, così, qui c'è un ponte, il vaporetto non riesce a passare sotto il ponte, quindi non può viaggiare. Questo è solo uno degli esempi delle difficoltà relativi al trasporto pubblico. Ci sono un po' di scioperi, strikes, dovuti a motivi economico-sociali, politici, eccetera, eccetera. Venezia è una città scomoda anche perché quando piove non sai dove andare, non ci sono portici, non ci sono ripari dove aspettare che smetta di piovere. Venezia è veramente una città aperta. Stessa cosa quando fa molto caldo. Se venite in agosto, non fatelo. Venezia è una città difficile da vivere. Considerate che non ci sono aree verdi, è tutto pietra, tutto, o mattoni o comunque cemento anche, e la temperatura è molto alta. È una città che ha un clima difficile perché quasi tutti i giorni dell'anno è un clima umido. Quando dico umido
lo intendo veramente perché a volte la percentuale di umidità è circa dell'80% o del 90%. La difficoltà anche di trovare una casa, quindi altro punto importante, difficoltà a trovare una casa anche per una coppia giovane che si sposa, il costo è troppo alto e la maggior parte delle case è riservata a Airbnb, ai turisti. Ehm, Altro problema, le case sono vecchie, quindi non c'è ascensore. Cosa succede? Vado a fare la spesa, ho le borse della spesa e devo fare 4-5 piani a piedi in una casa vecchia con delle scale molto molto ripide. I supermercati, sì, ci sono, piccoli, ma ci sono. Non esiste l'idea di centro commerciale come nella terraferma e il supermercato è solo un piccolo negozio dove comprare frutta, verdura o dei generi di prima necessità. Vi basta? Queste sono solo alcune delle motivazioni per cui Venezia è una città difficile. Ehm, Se avete domande, mi fa piacere rispondere qui sotto e aprire anche un dibattito per la conversazione. Ricordatevi di seguirmi su Facebook, Instagram, qui su YouTube e anche su Patreon per tutti i materiali di studio che potete avere secondo il vostro livello. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!